Io ero a casa bello tranquillo che mi stava leggendo un giornale, così, con questo Catania, no? Questo meraviglioso calcio Catania, un po' con l'agrodolce vorrei. Ero bello tranquillo che mi stavo leggendo le notizie quando all'improvviso, ecco, vedi, questo è il mio cugino Alfio. C'è nessuno? Mi disturba nel momento che mi stai leggendo le notizie del calcio Catania, che mi stai richiamando, ma io ce lo devo dire. Alfio, tu a finire di rompermi le scatole. Buongiorno. Cioè, buongiorno. Buongiorno. Lei non è Alfio? No. E manco ci assomiglia. E ho sbagliato perché mi stavo... Scusi se mi sono permessa di entrare, ma sa, la porta era aperta. Che mi sta dicendo? C'era la porta aperta? Sì. Non si è chiuso mai, No. da primo giorno che montavo. Non ci mi sono nemmeno alla fermatura. Permette che poso la borsa, sa, è un po' pesante, guardi. Ma che è La stanca? giornata, che giornata, che giornata. La giornata fate cose? Sì, una giornata pesante, sfiancante, spossante. Tutto cocinante? Sì, ma per fortuna ora ho incontrato lei che è una persona così gentile. Grazie. Così carina. Grazie. Così affascinante. Ma che mi sta dicendo? Direi anche prestante. Grazie, ha ragione, sapi, io sono veramente protestante forte. Quando c'è da protestare una chiamata mia, io sono fortemente protestato. Guarda, io sono protestato a banca, protestato a posta, io protesto l'assegno, protesto i cambiali, protesto i bolletti. Ora protesterò, sa? Protesterò contro Antenna Sicilia e Tolomeo. Ma no, io dicevo proprio prestante. Ah, io ho caputo protestante. No. Mi scusi, Prestante. No, perché io sto veramente, guarda, io c'ho un cuore tanto, se potesse prestare io prestassi, ma che prestare che non possiedo niente io. Che c'è? Ma che vedo? Ma che cosa vedo? Che c'hai, cernera aperta, Ma io non l'avevo mai vista di presenza. No, eppure vede pagliola, Ma poi in televisione sembrava molto più grande. Quando mai lei è mostrata a televisione? Ma io la conosco, io a lei la conosco. Ah, sta parlando di me? Ma certo. Ah, non di lui. Certo. Di me. Io l'ho già vista in televisione. Antenne Sicilia? Sì. Quel programma. Insieme? Insieme. Sì. Sì, insieme con quel signore. Il presentatore? Sì. Quello bassino. Occhialini. Capelli grigi. Grigio topo. A dire, te la fare grigi, fatele grigi argento, no? Grigio topo. E poi è un po' magrino. Un po' sparuto. Sì. Diciamolo. Sì. È un po' scarsetto. Ma perché lei è una persona gentile, io ho visto detto scarsone. Ma che fortuna averla incontrata, io sono una sua ammiratrice. Ma per davvero? Ma certo. Ma io la ringrazio. Ma la posso abbracciare? Ma certo, ma ci ti mancherebbe. posso abbracciare, ma signor Canebba, che piacere, che piacere. Scusi. Sì? Chi minchia stiamo dicendo? Scusi. Io non sono Canebba, io sono un amico mio, per favore, per carità, un bell'artista. Ma io non sono Canebba, lei mi sta confondendo, dice che è una mia ammiratrice, mi perdoni. Ah, ho capito, lei è il signor Toti e Totino? Scusi, intanto chiedi su due, come posso essere io? Toti e Totino di Palermo, grandi artisti, amici miei. Io sono uno, non posso essere Toti e Totino. E allora è la mia ammiratrice che confonde. Litterio. Littorio, Va bene, ecco che è il signor Littorio, ma che piacere. Grazie, che la fortuna. ringrazio, veramente. Ma io ancora non mi sono presentata. No. No? Permette? Prego. Benedetta, tanto piacere. Come? Benedetta. Benedetto qua, mannauca lei. Ma non mi fa accomodare? Prego, si accomodi. E che io sono una sedia a casa, perché mie mogli sconosciavo tutte le altre. Io ho una moglie, modello balena ingrassata. Mi sconocchia tutte le sedie. Io ci dico sempre, non ti aspettare, ma perché sai sono dietro, sto dimagrendo. Pa! E spaccava prima. Dopo una settimana, pa! E all'ultima che spaccavo un botto, non partoriva la figlia da vicina. Do scando. Partorivo senza che era né zitta né maratata e mancuncina. Do scando, pacchia, partorivo. Io non lo so come funziona questa cosa. Permette? Prego. La borsa, allora. Prego. Infatti ora faccio sentare, non solo dalla porta mia moglie. In attesa che Fabio Ferraio mi fa i seggi di ferro. Simpatico. Cioè, posso trovare questa seggia d'immenso? Non lo so, vorrei stare più vicino a lei. Signor Littorio? Litterio, vabbè, lo stesso. Posso chiederle un favore?
Sì, Gioia. Posso avere un bicchiere d'acqua? Subito. Ma cara vita mi puoi domandare. Un bicchiere d'acqua? No. È pazza di me, è pazza di me. Ce la vado a prendere subito un bicchiere Grazie. d'acqua. Ah, acqua dopo Easy, acqua fresca da gebbia. Come dice? Ora vedrà. Un attimo e torno. Eccomi qua. Capisco, mentre scendeva. Grazie. Vedrà che buona l'acqua dopo Easy. Che è? Ma che schifo. Come che schifo? Ma quest'acqua è fetida. Questa è chi da che io. Puzzolente. Da che io. Imbevibile. Ma che Prego. imbevibile? No, Scusa, no, questa no. viene da gebbia. No, quest'acqua è imbevibile. Da gebbia ci sono angidi rosse, capatone, angidi nichi, rane, rospe, buffi, ci sono i pesci russi, no, un numero di tutti si era imbevibile, se sono vivi. Guardi, io quest'acqua non Non la la bevo. vuole? No. Vuole un bicchiere di vino, chiedo un compare Torino, 14 gradi e mezzo, sapete che lui c'è che andare a testa, lei vede tutte cose belle, ma cara la rosa vede bello. Io No? bevo solo acqua, perché bere acqua pura incontaminata è la prima regola per una buona salute e per un'ottima forma. Infatti, come mi trova? Buona, cioè magnifica. Beh, grazie signor Litterio. Allora dico io, un uomo come lei. Sì. Importante, Sì. famoso, Sì. affascinante, Sì. bello, eppure sexy. Sì. Ma può mai bere un'acqua così schifosa? No. No. No? Allora perché sono riduce così per colpa dell'acqua? Certo. Se bevevo acqua pure ero come Delendelon? Sì. Ma che mi stai dicendo? Ma è un'ingiustizia. È un'ingiustizia. È una vergogna. È una vergogna. E io sono qua con lei per dire basta questa vergogna. Basta questa Lo dica vergogna. con me. Basta. Basta questa vergogna. Ma basta. È pazza di mia, ma sta facendo impazzire. Senta, basta udissimo, ora che dobbiamo dire? Io ho la soluzione per lei. Sì? Sì. E qual è la soluzione? Signor Littorio. Litterio, vabbè, non ci fa niente. Lei merita di più. Sì, io come moglie non già faccio più io. Signor Littorio. Qual è la soluzione? Lei merita me. Sì, perché non ne fuiamo. Ma no, ma Fuggiamo, magari scappiamo. Mi piacerebbe, ma non è possibile. Perché lei non lo sa? Che cosa? La mia vita è un inferno. Che mi sta dicendo? Sì, Una ragazza come io lei? devo lavorare, ma non tanto per me quanto per Spartaco. Qui è Spartaco, quello da battaglia di Spartaco? No, La guerra di Spartaco? no. Spartaco è il mio fidanzato. Ah, lei è fidanzata? Sì, Ah, mi ma dispiace. Spartaco è un uomo violento, geloso, aggressivo, una testa calda. Sì. Sì, Ma scusi, ma lei che è una ragazza così così carina, così intelligente, perché non lo lascia, scusi? ma no, lui è agli arresti domiciliari e poi, e guardi... È arrestato in galera a casa? Sì, ma non posso lasciarlo, lui mi minaccia. Sì? Io lo lascio, mi uccide. Ma cosa da pazzi? Ma questa è una minaccia grave. Sì. Ma io questi uomini che se ne pigliano con le donne indifese, con le donne... Perché lei è sola, vero? Lei non ha padre, non ha fratelli. No. E questo qua se ne approfitta. Sì. Io questi uomini che se la pigliano con le donne, io mi volessi trovare davanti. Io, da uomo... Io non può nascere, vero? No. Cioè io è arrestato, che ci sono No. i carabinieri che controllano. Sì. Ecco. Stronzo! Dove sei? Perché non vieni qua e discuti con me? Da uomo a uomo, no? No, io non può nascere. No, Cioè i carabinieri. Sì. Se ne esce si rovina. si rovina. Stronzo, vieni qua se hai coraggio. Dove sei? Qual è? Vieni qua, da uomo a uomo. Stronzo, cornuto. No, cornuto no. Non ce ne dobbiamo No, fuggire, no, scusi. no. Non ce ne dobbiamo fuggire. Ma non è possibile, signor Littorio, io ho un'altra soluzione. Qua? Sì. Un'altra soluzione? Sì. Non ne fuiamo? Guardi, Sì? la soluzione è questo fantastico, meraviglioso, fantasmagorico filtro per l'acqua potabile. E che me ne fui? Con il filtro dell'acqua Ma potabile? no, questo è un semplicissimo apparecchietto che si attacca al rubinetto dell'acqua corrente. No, io qua corrente sono già attaccato dalla luce della strada. Ah. E per l'acqua sono attaccato dall'acquedotto da gebbia senza puntature, camiscino direttamente, bello. Simpatico. No, fate cosissimo, ogni volta che di lei non vengono per controllare mi avvisano i carabinieri e io stacco, poi di settimana io attacco, poi di torno e stacco. Ma signor Non ce la faccio Litterio, più. lei con questo semplicissimo filtro può migliorare la qualità della sua vita, del suo aspetto e della sua salute. Quando stima la salute non c'hai un attaccato Ma questa no, cosa. signor Mi creda. Litterio, mi ascolti. Dove?